277.064 spettatori, un incasso complessivo lordo che sfiora i 15 milioni di euro. Il 2025 per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia è stato l'anno che ha fatto registrare il risultato migliore. E il dato è reso ancora più importante, già che anche scorporando gli enormi numeri registrati dal Cirque du Soleil, 72.697 spettatori, si registra un incremento rispetto al 2024. Per quanto concerne il pubblico, oltre il 15% degli spettatori ha acquistato i biglietti dall'estero, più del 40% è arrivato da fuori provincia, il 30% da fuori regione. Il pubblico cambia, io dico ormai da anni che non esiste un pubblico del teatro, ma esistono i pubblici del teatro e noi andiamo ad intercettare i pubblici del teatro. Sono così fasce di spettatori con esigenze diverse, aspettative diverse, gusti diversi che noi cerchiamo così di accontentare nel migliore dei modi. Dietro ogni euro incassato, dietro ogni spettatore ci sono delle storie che è anche bello conoscere, che è bello poter raccontare. E noi cerchiamo così di intercettare più storie possibili, dialoghiamo molto con il nostro pubblico, cerchiamo di capire le loro esigenze e diamo loro grandissima attenzione. Le alzate di sipario fra Sala Assicurazioni Generali e Sala Bartoli sono state 471. Gli spettacoli più visti, Cats, Mamma Mia, Trieste 1954 che ha aperto l'attuale stagione e financo Since I've Been Me, la rilettura non facile di Pessoa diretta da Bob Wilson. Non bastasse, bisogna sottolineare l'attività di produzione dello Stabile. Nel corso del 2025 gli spettacoli col marchio Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia sono stati visti da 137.347 spettatori, fra Trieste e le città italiane toccate dalle tournée. Il nostro teatro è fortissimamente impegnato nei progetti produttivi. È stato un grande risultato quest'anno, oltre 30 produzioni che hanno girato in tutta Italia, alcune sono andate anche all'estero, quindi l'aspetto per me fondamentale è che accanto alla grande ospitalità e ai grandi numeri di spettacoli internazionali che vengono nella nostra città, in particolare nel nostro teatro, il fatto di avere questa attenzione ad esempio a un pubblico giovane, perché gran parte delle nostre produzioni sono dedicate all'infanzia e alla gioventù, ecco, questo sicuramente è un modo nuovo, secondo me, ma naturalmente obbligatorio per creare un nuovo pubblico del futuro. Commentando i dati, i vertici dello Stabile hanno sottolineato il lavoro di collaborazione di fatto con l'intera struttura cittadina, le realtà istituzionali e quelle culturali, non ultima quella con il Teatro Verdi, nonché il comparto turistico, ma soprattutto lo spirito di servizio di chi per lo Stabile e con lo Stabile lavora.